A 3 settimane dal primo vaccino sarebbe dovuta cominciare oggi la somministrazione dei richiami, ma il Veneto si è trovato con più di metà della fornitura ridotta per decisione unilaterale di Pfizer. È vergognoso quello che sta accadendo. Io vorrei capire che premio Nobel hanno assoldato per decidere la distribuzione. O quale principio, quale algoritmo, perché va sempre di modo dire che c'è l'algoritmo, hanno utilizzato per tagliarci il 53% della fornitura. La Regione annuncia possibili azioni legali, anche il Codacons ha presentato un esposto a tutte le procure del Veneto. L'azienda farmaceutica, su sollecitazione del commissario Arcuri, ha annunciato il ripristino delle consegne dalla prossima settimana. L'altro grande capitolo è quello dell'istruzione. Oggi in alcune regioni sono tornate in classe al 50% le scuole superiori dopo alcuni ricorsi al TAR. Uno è stato presentato anche in Veneto, dove il ritorno in aula è ancora previsto per il 1 febbraio. Il CTS, su richiesta del ministro Speranza, aveva espresso un parere. Allora dice da un lato che la scuola è imprescindibile, però dice anche, però vediamo le condizioni epidemiologiche dei territori regionali. Quindi capite che districarsi con un parere come questo non è molto facile. Intanto la curva dei contagi e dei ricoveri si conferma in calo, tornando ai livelli di 2 mesi fa, ma Zaia smorza i facili entusiasmi. Noi invece entrambi, io e l'assessore Nazzarini, abbiamo un clima di preoccupazione, forte preoccupazione, perché vi ricordo che il Covid ci ha abituato a cambi di scena repentini. Mascherina, igiene e niente assembramenti restano, in attesa del vaccino per tutti, le uniche armi contro il virus.